troviamo nello stabilimento di Latte Busche qui a Sandrigo, in provincia di Vicenza, uno stabilimento dove vengono lavorati annualmente oltre 200.000 ettolitri di latte. È uno stabilimento deputato alla trasformazione del latte in formaggio grana. E qui è nata una lunga storia che è partita dal 1993 quando due cooperative, Cooperativa San Bovo di Dueville e Brega, sempre della zona, si unirono a Latte Busche. Oggi il sito appunto è un'importante realtà produttiva, arricchita anche dalla presenza del bar bianco, e oggi è il momento di far festa per celebrare i 30 anni di questa unione. Andiamo a sentire dalle parole dei protagonisti come era nato il progetto. Modesto De Ced, presidente di Latte Busche, 30 anni di un'unione importante, di una fusione importante. Sì, senza ombra di dubbio. Io 30 anni fa ero un socio normale, ho votato a favore sulla fiducia, inconsapevole di quale sarebbe stato il futuro. È facile dirlo il giorno d'oggi, dopo 30 anni, però quella scelta è stata azzeccata. E che mi fa piacere è che tutti i soci hanno remato dalla stessa parte, si sono fidati e hanno continuato e continuano a credere in Latte Busche. Una realtà importante, Latte Busche, con un occhio di riguardo anche al sociale, come è stato ricordato oggi. Sì, noi l'occhio ce l'abbiamo sempre sul sociale. Una parte del nostro reddito, anche come allevatori, lo destiniamo proprio al territorio e al sociale. Al sociale non solo di chi ha problemi, però facciamo del sociale mantenendo certi allevatori in certi territori. Oggi il direttore ha detto che abbiamo salvato, per dirgli, Padola. Padola è una zona di alta montagna dove, se non avessimo fatto il bio in quella situazione e in quel territorio, probabilmente quegli allevatori non ce l'avrebbero fatta. Il valore della cooperazione è sempre la strada maestra da seguire, Presidente. Sì, strada maestra, perché cooperazione vuol dire aiutarci tra di noi. Il più grande aiuta il piccolo e in certe occasioni il piccolo con la pubblicità aiuta il grande. Insieme si possono fare tante cose, logicamente con regole precise e rispettate da tutti quanti. Antonio Bortoli, direttore generale di Latte Busche, un'operazione, quella della fusione con Brega, che data 1993. Oggi si tracciano i bilanci dei primi 30 anni. Ma credo che il bilancio non possa essere che assolutamente positivo per tantissime ragioni. La prima perché con l'entrata in Brega noi abbiamo trovato due prodotti DOP che non avevamo, il grana padano e l'asiago. La seconda è che la fusione con Brega ci ha portato in dote una partecipazione in Agriform, e tramite Agriform abbiamo potuto raggiungere in gran parte i mercati esteri, in primis direi gli Stati Uniti, la Germania e il Canada, dove veramente abbiamo avuto una grande soddisfazione per l'apprezzamento del nostro prodotto principale, il Piave. Però devo dire che da un'analisi abbastanza corretta possiamo dire che oltre il 20% del nostro prodotto ormai sulle linee di Agriform, prima di Parmareggio poi e di Gran Terre adesso, va all'estero, e questa è una garanzia, e abbiamo un impegno particolare nel far crescere, tenuto conto della diminuzione dei consumi nel nostro paese, far crescere questo importante sfogo per il nostro mercato. Latte Busche è un esempio di attività che guarda il territorio, guarda l'ambiente, e lo ha fatto in tempi non sospetti, con certificazioni che quando le ha fatte qualcuno neanche si immaginava potessero esserci. Soprattutto
un'attenzione anche al sociale molto molto importante, quindi anche un riversare ai soci il giusto prezzo per il giusto ritorno economico, quindi un'azienda sicuramente all'avanguardia che ha fatto la storia del Veneto, e la fusione 30 anni fa con la cooperativa Brega ha portato qui nel Vicentino questa sinergia che è stata di reciproca soddisfazione fra Latte Busche e gli allevatori del Vicentino, quindi esempio da portare, esempio da far, se possibile, ripetere anche ad altri, perché è veramente un modo di fare impresa e un modo di dare lavoro assolutamente importante. Marica Rigon, sindaco di Sandrigo, un bello onore avere sul proprio territorio una realtà come questa, che è un biglietto da visita per i cittadini e anche per i visitatori. Assolutamente sì, io ne sono davvero fiera ed orgogliosa, come diceva prima il presidente Bortoli, lo sono anch'io. Lo sono perché avere Latte Busche sul nostro territorio fa la differenza, perché oltre ad essere un'azienda che offre un prodotto di qualità, un servizio, è diventata anche un centro di aggregazione, un punto di incontro per le persone e soprattutto un punto di attrazione, perché so che insomma molte persone, turisti, persone che hanno occasione di transitare da queste parti fanno riferimento a Latte Busche come punto di ritrovo per partire, per le giornate di vacanza o per la domenica o comunque per aggregazione sociale.